l'anima dei divertimenti. Don Bosco era solito dire: la gioventù bisogna sempre tenerla occupata, perché l'acqua stagnante imputridisce. Egli amava le ricreazioni clamorose e, per darne l'esempio, era sempre il primo ai giochi e l'anima dei divertimenti. Sveltissimo a correre, non di rado sfidava tutti i suoi giovani a sopravanzarlo. Li allineava e gridava: uno, due, tre. Un nugolo di ragazzi si slanciava alla corsa, ma Don Bosco era sempre il primo a raggiunger la meta. Allora, per non lasciarli mortificati, andava a riempirsi le tasche di caramelle e ne lanciava di qua e di là in mezzo ai crocchi. Egli a tutti sorrideva, a tutti dispensava con la caramella anche una parola dolce, arguta, incoraggiante, veramente paterna. Questi suoi modi gli accaparrarono tanto l'animo di tutti che ognuno andava a gara per dimostrare, con l'obbedienza e il rispetto, quanto fosse l'amore e la riconoscenza di cui si sentivano pervasi. Così voleva facessero poi tutti i suoi salesiani e che la ricreazione fosse sempre animata e chiassosa. Un giorno, che ne vide alcuni starsene in crocchio a chiacchierare, si fece subito in mezzo a dire: guardate che mentre voi riposate, il demonio lavora. A chi gli osservava che a correre e a giocare si sciupavano le scarpe di vestiti, rispondeva: via via, meglio spendere in scarpe e in vestiti che in medicine. Sarti e calzolai li abbiamo in casa. È meglio essere in grazia a Dio, rattoppati, che nelle mani del demonio, lucidi ed attillati.